Chi è che ha mai fatto un corso di latte art? O un corso di caffetteria? Lascia stare quello lì. Voi? Ragazzi? Voi? Nessuno? Voi? Ok, allora oggi facciamo questa cosa qua. Vi spiego un attimino su cosa si basano i corsi di latte art. Innanzitutto faccio una premessa intanto che voi capiate un attimino come possono funzionare. E questo non è per screditare assolutamente nessuno, ma è solo per far capire come si arriva a determinati livelli per poi non c'è bisogno di gareggiare o fare delle competizioni, però se una persona vuole iniziare a lavorare in un certo modo, oggi parliamo di latte art, ma questo vale per tutto il mondo del caffè. Come ha spiegato stamattina Antonella, come in questi giorni vi abbiamo spiegato, la SCAE vuole divulgare il caffè di qualità e di eccellenza nel mondo. Quindi ci sono diversi percorsi formativi, tra cui il latte art è dentro in un corso formativo che si chiama Barista Skills, dove la gente fa un percorso formativo che non è il corso della giornata, o a volte vedete i corsi delle 4 ore, anche io tante volte sono invitata per fare i workshop o dei corsi di 4 ore, ma io non li chiamo corsi, io penso che siano delle situazioni di informazione, in modo tale che in queste 4 ore che io posso parlare, o Andrea può parlare, i miei colleghi che fanno questo mestiere, vi possano far venire la voglia di iniziare a intraprendere questo percorso in un certo modo. Allora, di solito io dico sempre che un buon corso per iniziare a capirci qualcosa va minimo 2 giornate alle 3 giornate, per iniziare veramente a masticare quello che facciamo con la nostra lattiera e non solo. Oggi non parliamo di altri metodi di formazione, quindi di brewing, di roaster, di sensory, ma parliamo di art. Allora, di solito all'inizio si parla sempre di montatura del latte, ok? A me capita molte volte di entrare nei esercizi, di vedere, di chiedere un cappuccino e sì, ormai non abbiamo più, diciamo, quella percentuale di schiuma che avevamo magari 10 anni fa, 15 anni fa, quasi nella totalità degli esercizi. Però diciamo che non abbiamo mai quelle tessiture fini che all'apparenza non hanno assolutamente una consistenza che si possa chiamare schiuma. Ok? Quindi si parte tutto da lì, si parte dalla montatura del latte e vi garantisco che non è una tecnica che si impara in 10 minuti o in un quarto d'ora. C'è esattamente una tecnica, una posizione, una postura per cercare di avere una certa sicurezza, riuscire a montare il latte in un certo modo e dopodiché acquisita questa sicurezza qua siamo al 50% del lavoro, perché poi bisogna versare il cappuccino nella tazza e anche lì è tutta una questione di inclinazioni, di pesi specifici di lattiere che stiamo utilizzando. Voi se vedete su questo tavolo ci sono diverse lattiere, adesso ne ho prese 3 o 4, tanto da farvi vedere la differenza. Se voi vedete, al di là del colore o dei materiali, che possono essere degli acciai o degli allumini o ricoperti anche da la parte soprattutto di differenza, oltre alle perché il beccuccio, diciamo che è la parte che per il latte art è fondamentale. Vabbè, adesso magari riesco, vediamo. Ha cambiato anche le batterie, ha cambiato. Non parlo più. No, ci mancherebbe. Allora, oggi vorrei farvi vedere e farvi lavorare un attimo per farvi capire cosa vuol dire tenere in mano una tazza e provare a fare un disegno al suo interno. I primi disegni che si fanno sono il cuore, la foglia, il tulip, ok? Li avete visti stamattina? Il coccodrillo, il vortex, vabbè, sono quelli lì, insomma, quelli che si fanno all'inizio, ecco. Andrea fa apposta. Il drago, il drago. Il leone, Il leone. il drago, il gatto, il coniglio non si può dimenticare. Ma innanzitutto io proporrei, quando iniziamo a lavorare, un cappuccino classico, così Certo. tutti, è una bella percentuale qui, abbiamo una cinquantina di persone, hanno visto almeno una volta nella loro vita un cappuccino classico. Andrea, sì, cioè, posso prendere le tazze? Puoi fare quello che vuoi, il Sì, regolamento solo lo che ce l'ho- prevede. No, ho capito, è che ce li ho nello zaino. La recuperiamo? No, Ok,
Ok, giustamente Andrea ha ragione. La prima cosa che si fa vedere è il cappuccino classico. Intanto le tazze. Sì, sì. Sì? Ok. Intanto che Andrea vi cerca le tazze, se volete vi inizio a far vedere un cappuccino decorato. Dopodiché, ok, perfetto. Grazie. Ce ne saranno di diverso tipo. No, dammi una mano dopo, un secondo. Sono quelle tonde, devo cercarle io. Quelle tonde, ce n'è una tonda. Intanto inizio a far vedere un cappuccino magari decorato, o comunque i primi disegni, bene o male, che si iniziano a fare. Poi pian pianino vi faccio vedere magari i cappuccini classici, iniziamo anche a farli insieme e vi faccio provare a versare appunto in tazza al latte e insieme a me proviamo a montare. Ok? Chi è intanto che vuole iniziare a provare e stare vicino a me e vedere come si inizia a disegnare? Uno? Dai. No, voi no, dai. Uno, dai. Due? Giuseppe, smetti. Dai, i ragazzi che sono arrivati prima dove sono? Sono già spariti? Va bene, dai, iniziamo. Dove sono? No, non ci sono. Sono spariti. Dai, proviamo a iniziare tra di noi. Dai. Allora, iniziamo a montare il latte, ok? Quindi utilizziamo la lattiera 85, quindi una lattiera più grande. Voi iniziate già a smezzare il latte. Avete mai sentito questa parola? Quindi, cosa vuol dire smezzare il latte? Vuol dire che noi andremo a montare in una lattiera più grande e andremo a smezzare una lattiera più piccola. Perché questa cosa si fa? Per una, non va né il grande né il piccolo. Sì, sì. Sì, 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 ok. Andremo a dividere una lattiera più piccola perché? Perché prima di tutto per avere due cappuccini con una tessitura di crema e una percentuale di crema uguale tra le due tazze. Tu provi a immaginare, monti il latte in una lattiera e vai, ti chiedono tre cappuccini e vai a versare nelle tre tazze. Logicamente avremo una percentuale di crema, di schiuma, chiamatela come volete, logicamente differente. Ok? Quindi si va a smezzare prima per andare ad avere un'omogeneità nelle tazze e poi perché abbiamo bisogno di un latte che deve essere un filino elastico. Adesso per voi questa parola è un po' nuova. Più abbiamo un latte duro e cremoso e più facciamo fatica ad andare a disegnare nella nostra tazza, ok? Allora, iniziamo col cappuccino classico, giustamente come ha detto Andrea. Quindi in questo momento qua adesso io monterò il latte e poi farò l'estrazione degli espressi, ok? Uno lo faccio io e vi faccio vedere un cappuccino con la corona di caffè attorno. Il cappuccino classico è un cappuccino bianco al centro con la corona attorno e uno ve lo faccio versare a voi, ok? Tieni Andrea, grazie. Grazie a te. Sì. Vai, non va, fa lo stesso. Quindi mettiamo il latte, venite a vedere, per la metà della lattiera. Ragazzi, chi vuole venire a vederla vicino, venite pure, non è un problema. Altrimenti Quindi, spostiamo la macchina se volete. Cioè non è un problema neanche questo, Non è- spostare la macchina per noi, ci mettiamo un attimo. Dai. Quindi andiamo a mettere il latte per la sua metà, ok? Spurghiamo la lancia e andiamo a montare il latte. Per fare il cappuccino classico andiamo a dare una bella montatura di latte perché deve essere abbastanza cremoso. Almeno un centimetro e mezzo di crema in tazza. Quindi se avete notato, l'aria introdotta nella nostra lattiera è stata introdotta per i primi 2-3 secondi al massimo. Tutto il resto, sentite che c'è un rumore sordo che serve soltanto per andare a scaldare il nostro latte. Spurghiamo, andiamo a pulire la lancia e andiamo appunto a dividere in una lattiera più piccola sempre per la sua metà. Inclinandola, quindi senza far saltare il latte. E adesso andiamo a estrarre. Utilizziamo due tazze larghe che sono un filino più facili. Flussiamo. Questo lo fate?
Ok. Perfetto. Intanto il latte in questo momento sta riposando. Mentre il latte riposa, la crema si sta separando e una volta che andremo a riamalgamarla sarà una tessitura un filino più compatta. Cosa che invece per quando inizieremo a utilizzare la tecnica dopo del latte art, utilizzeremo la tecnica esattamente contraria. Mentre avremo l'estrazione espressa andiamo a montare il latte contemporaneamente. Spacchiamo la crema del caffè, prendiamo la lattiera da 0,50, giriamo, amalgamiamo bene in modo tale che diventi bella lucida, andiamo a inclinare la nostra tazza quasi al massimo, ci appoggiamo e non ci muoviamo più, aspettiamo soltanto di arrivare alla fine. Questo qua è il cappuccino classico italiano, bianco al centro con la corona attorno. Per quanto mi riguarda è preferibile, notiamo innanzitutto la textura bella lucida, omogenea, liscia, senza bolle, e per quanto mi riguarda è uno dei cappuccini più belli che ci siano. Sicuramente il latte art è un plus, va bene, però io preferisco un cappuccino classico rispetto a dei cappuccini versati senza cognizione di causa. Proviamo a farne uno insieme. Quindi, stessa operazione, dobbiamo andare a riamalgamare la crema rimasta nella lattiera grande e andiamo sempre a smezzarla nella lattiera più piccola. Prendiamo la tazza, andiamo davanti agli altri a versare. Ok, prendi in mano la lattiera, in mano la tazza, girati davanti a me. Intanto mettiamo il manico verso di te, le mani che non toccano i bordi delle tazze. Incliniamo la tazza al suo massimo, andiamo a girare bene il latte. Gira, gira. Gira, gira, bello ampio quel giro lì, benissimo. Ci appoggiamo al centro, inclina, arretriamo un attimo, stai col polso morbido, cerca di stare bravissima, bravissima. E pian pianino raddrizziamo la tazza e lo andiamo a finire, bravissima. Maria Concetta, hai visto cosa hai fatto? È stato faticoso? No, assolutamente. Chi è che vuol provare a fare un disegno? Dai ragazze, su, avete questa opportunità, venite. Beh, una la scelgo io che è lei e uno lo fai tu, va bene? Dai. Mi date una mano con le lattiere un secondo, ragazzi? Dai. La cosa bella è che quando vorrete imparare a fare un cappuccino classico o un cappuccino in latte art, dovrete per forza di cose, credo, per forza, andare a frequentare un corso di formazione che vi costerà del tempo e qualche denaro. Avete Chiara Bergonzi qua che vi sta dimostrando come si può fare un cappuccino in latte art o classico. Vabbè, dai, Chi mi ha detto in questi giorni io però voglio imparare, voglio diventare, voglio fare, mi piace divertirmi, voglio fare il cappuccino, tutti spariti, non c'è più nessuno. Bene, si vede che Chiara ti va bene, quando vorranno imparare ti chiameranno un colpo di telefono, tu darai una data, come di solito fai adesso, a 1 anno e mezzo di distanza perché hai un calendario così fitto di appuntamenti. È vero, ci ricorderemo, dai. Ci ricorderemo, ci ricorderemo. Quindi vedi, in questo caso andiamo a fare la cosa contraria, andiamo prima a estrarre. Adesso questa qua è una tazza un po' difficile, però vi aiuto. Spurghiamo, andiamo a montare il latte, intanto rubate quello che più potete, perché come vi dicevo prima è praticamente impossibile che io con una spiegazione riesca a farvi capire immediatamente la tecnica di montatura. Beh, ma allora che trainer sei, scusa, se non riesci a spiegarlo con una spiegazione? Perché Andrea, spiegami. Lo sai benissimo anche tu che devono provare a farla almeno... Quante volte, dai? Dammi un'idea.
Un corso Guarda. di latte art, più o meno, ecco, facciamo capire, un corso di latte art, quanti cappuccini o che tempi hanno bisogno? Tempi me l'hai già detto prima, 2 o 3 Allora, giorni. un paio di giorni, almeno 70-80 litri di latte a testa. Io ho detto 65, prima non ho Perfetto. sbagliato. Prego. Tazza. 65, 70, 80 litri di latte a testa vuol dire quanti cappuccini facciamo con un Adesso litro di stammi latte, con ragazzi? il polso molle, Con ok? un litro. Gira. Gira. Un cappuccino classico. Stai Si col fa in una polso tazza molle, da... Bravissima, così. Andiamo a bucare e stiamo dando del contrasto e poi ti spiegherò. Stai col polso molle. Tiella la tiera, tiella. Bravissima. Tienilo, fallo vedere. Brava. Fai tu? Fai tu? Vai. Abbiamo scoperto, Chiara, che 80 litri di latte sono indicativamente 800 cappuccini, 750-800 cappuccini, con una perdita di un cappuccino Vai. a litro di latte. Chi lo paga questo danno? Gira. Chi lo paga il danno? La scuola Non di devi formazione. vederlo come un danno. La devi scuola di vederlo- formazione. Ci mette il latte, sai, ci mette il caffè, No, no, stai col polso. No, ascolta. ci mette un po' di pazienza, Seguimi. qualcuno direbbe. Non farlo tu. Brava. Brava. Boh, allora lei la vediamo l'anno prossimo ai campionati. Vai, alza la lattiera e taglialo dritto. Bravissima. Brava. Perfetto. Brava. Chi è che vuol provare? Complimenti. Uno? Vincenzo, Dai. forza. Chi è che vuol provare? Ragazzi, dai, vi aiuto io. Dai, bravo. Vai, venite a vedere. Mi date 2 tazze pulite per cortesia? Dai, non fa timido, dai. Sì, bravo, grazie. No, fatti darle loro che quelli lì poi le mischiamo. Grazie. Quindi provate a fare, proviamo a fare l'espresso, poi vi aiuto con la montatura del latte. Quindi sganciamo. Tieni, panno per pulire. Bravo, bravissimo. Che ti sei accorto. Vai, incastriamo sotto. Ferma sotto. Ok, cerchiamo di livellarlo bene. Ok? Ci appoggiamo. Cerchiamo di pressare dritto, vedi che siamo un po' storti. Ormai abbiamo pressato, non possiamo più rimediarlo. Comunque va bene, puliamo. Facciamo immediatamente, dopo le taste. Inserire subito il tasto di accensione. L'acqua deve entrare immediatamente in contatto con la pastiglia di caffè, altrimenti questo strato, il primo strato, brucia, perché siamo a contatto con una doccetta dove siamo all'incirca dai 90 ai 95 gradi. Intanto spurghiamo. Vedi che la montatura, l'aria, un secondo e mezzo. Tutto il resto del tempo dobbiamo solo scaldarlo e non ci muoviamo. Quindi incliniamo e dividiamo sempre la sua metà. Vai, primo. Gira il latte, gira. Aspetta che ci giriamo verso il pubblico. Vai, gira bene il latte. Spacchiamo la crema dell'espresso. Incliniamo, aspettami. Gira bene. Stammi con il polso morbido, tiella, tiella. Però vedi che sei duro col polso? È per forza una mano che è Ok. grande come un badile. Va bene. Un filino più rilassato, ok, col polso. Vedi che sei duro? Tiella, però col polso morbido. Vedi che è duro?
Stai più rilassato, più rilassato. Il polso rilassato, provaci. Non impugnarla forte. Oh, dai, dai che ci sei, bravo. Più rilassato. Bravo. Alzati, stai lì e chiudila. Chiudilo dritto. Bravo. Bravissimo Vincenzo. Bravissimo. Perfetto, come ti chiami? Ho una mano che se ti dà Sergio? un culo volevi fuori dalla porta, senza aprire la porta. Proviamo a fare una rosetta. O vuoi fare il tulipano? È uguale. Dai. Fai già qualche disegno? Hai già provato? Qualcosa? Vuoi provare da solo? O con me? Con me? Va bene. Cos'è che hai già fatto? La rosetta, il cuore, il tulip? Vai in alto, parti dall'alto, stai lì, ti mollo, stai lì, stai lì, stai lì, stai lì, ti fermi. Tiella dentro, vai, fare un'altra dietro, falla. Falla, bravissimo, fanno un'altra dietro. Bravissimo, falla, falla. Ok, fanno un'altra, non dare quel colpo alla fine, ti alzi, chiudila tu. Bravissimo, bravo, perfetto. Bravi. Un altro che vuol provare? Vedi che adesso inizia. Vedi che adesso quando si Vedi toccano che i adesso- soldi escono tutti, oh. Soldi e tempo. Vai, adesso facciamo più difficile. Adesso vi faccio montare il latte a voi. Vi sto vicino, ok? Quindi dai, mettiamo sotto gli espressi. Dai, avete visto. Vai, uno monta il latte, uno mette sotto gli espressi. Allora, aspettiamo un attimo, aspettiamo che metti sotto gli espressi. Vai, quindi sganciamo. Di qua, dall'altra parte. Bravissima. Flussa, che spurghiamo la nostra doccetta. Bravissima. Togli la pastiglia. Non farla mai sul bordo. Guarda, la batti sempre dritta. Ok? Puliamo. Pulisci bene. Ok, vai sotto e aspetti che finisca di macinare. Guarda, c'è il pulsante qua, guarda. Voi fate la scuola alberghiera? Pensa Chiara che i ragazzi vengono dalla scuola alberghiera. Federico II di Svevia e di Siracusa. Bravi. Che classe fate? La seconda? Fate caffetteria? Sì. Puliamo, bene. Non con la spugna, con la mano. Perfetto. Agganciamo. Aspetta. Li fate i caffè a scuola perché inizio ad avere dei dubbi. No, scherzo, dai. Schiacciamo e mettiamo sotto le tazze. Ok? Dai, proviamo a montare il latte. Spurga. Tu cura gli espressi, eh? Quant'è l'estrazione? Bene o male? Guarda, vieni qua, dritto. Apri. Stai fermo. Metti la mano di fianco, stoppa tu. No. Metti la mano qua di fianco. Stoppa. Questo qua. Lo montate il latte a scuola. Fini. Facciamo una palla. Fanne dietro un'altra. Prova a fare un'altra. Un'altra. Ti alzi. Tieni il latte lì. Tiello, lo tieni tu? Tiello. Prova a chiuderlo dritto, quel filo di latte. Bravissima. Brava. Bravissima. Bene. Se volete vi faccio vedere uno o due aspetta, un cappucci. attimo. Ci sono delle domande poi- riguardo quello che ha fatto Chiara finora? Tutto chiaro? Avete qualche perplessità, qualche dubbio? C'è qualcun altro che vuole provare? Perché altrimenti Chiara parte sul serio e comincia a metterci giù dei cappuccini, degli... Se trovo le tazze da espresso macchiato, ci fai anche degli espressi macchiati. Volentieri. Io non le ho, però vado a cercarle. Quindi Chiara, a te la parola, quando vuoi. Dai, vi faccio vedere un paio di disegni. Se Andrea trova le tazze da espresso, le facciamo. Anche qualcuno che ha un contenitore molto piccolo, anche non è una tazza da espresso, anche più piccola. Che- Nel tappo della bottiglia
No, ma si può, io non ho problemi. Ho trovato i bicchieri di carta. No, bicchiere di carta. Di plastica? Bravissima, di plastica. Dai, Eccoli vai a qua. prendere una tazzina. No, dai, non viene niente, Liante. Dai, vai a prendere una tazzina. Adesso cerco anche la tazzina, ma la sfida è quella di farli lì dentro. Perché, Cioè? bravissimo, perché come si alza il livello, allora tutti sono interessati e stanno qua a guardare. Bravi tutti a fare un cappuccino in una tazza da 270 ml o da 300 ml. Cominciamo a lavorare in una tazzina da 4 centilitri, poi vediamo, dai. Io so che Chiara è capace, però voglio che stimoli anche voi. L'hai trovata? Una? Va bene, dai. Che disegni ci farai, Chiara? Nella tazzina? Una tazza da cappuccino? Come ce li stai proponendo? In che Allora, ordine? dai, allora facciamo Nell'ordine free pour, nell'ordine etching? Facciamo prima la tazza da cappuccino. Free pour o etching? Pubblico? Facciamo- Free pour o etching? Chi è che ha detto che significa? Ingegnere aerospaziale che significa? Free pour a mano libera, tecnica di versaggio libero in tazza. Etching invece con l'utilizzo di un pennino o con delle strumentazioni. Si tratta della decorazione superficiale del cappuccino. Ingegnere aerospaziale. Meccanico. Forza Chiara. Quindi? Inizia come vuoi. Dai. La tazzina da espresso per forza 14-13. Hai 10 minuti a partire da ora. E noi valuteremo posizionamento in tazza, che è importante, grandezza del disegno e taglia del disegno nella tazza. E quindi quello che loro valutavano ai ragazzi che gareggiavano questa mattina. Adesso si è invertita la barricata. Poi cosa andiamo a valutare? Sorpresa del disegno che può creare, no? Poi overall, impressioni generali del barista, della barista. Mi trovi un cucchiaino? Un cucchiaino ce l'hai? Sì, te lo recuperiamo subito. Abbiamo la casa del gelato, la mucca del nonno qua. Eccolo qua. Ve lo sta facendo vedere in slow motion. Pazzesco. A rallentatore ve lo sta facendo per farvi capire bene tutte le pratiche È proprio cattivo. corrette. C'è abbastanza contrasto tra il bianco e il marrone? È ben definito o è sfumato? Adesso vi faccio vedere sul mio disegno quello che vogliono vedere i giudici e trovo la criticità perché vedo gli errori nel disegno e così vi faccio capire che cosa vogliono. Quindi qua i ragazzi che partecipano aprano le orecchie, che non si sa mai. Cucchiaino del gelato al massimo. Allora, proviamo a valutarlo come se fosse un giudice. Voi guardate a video, a monitor? Allora, quali possono essere secondo te, Giuseppe? Dai, vieni davanti, devi vederlo bene il disegno. Quali possono essere? Allora, la prima voce la guardiamo. Qualità della crema? Buona. Ok. Contrasto tra gli ingredienti?
buona, però nei bravissimo. primi elementi c'è Perfetto. una piccola sfumatura. Nel primo elemento c'è una sfumatura, Sì. non è venuta fuori la prima palla bianca completamente. Certo. Bravissimo. Allora, non è un errore pesante, ma non può essere un 6 pieno. Ok? Quindi non è neanche un 5 pieno, questo qua è un 4, 4 e mezzo. Che cosa vuol dire? Che è un molto buono, un very good con un più, ok? Il buono è il 3. Poi andiamo avanti. Armonia e posizione nella tazza. Guardalo da davanti, devi sempre guardare da davanti i disegni. È armonioso? Sì. Allora, secondo me è armoniosa questa parte, ma qua Qua c'è un po' di si vuoto. potrebbe fare qualcosa di più, Sì. ok? Sì, Quindi non è un disegno, anche questa linea qua di cuori potrebbe essere più armoniosa Certo. rispetto al disegno. Certo. Siamo a un buon livello, ma tutta questa parte non è sfruttata magari al meglio. Qua stiamo parlando di gare, non Certo. stiamo parlando... Potrebbe essere con, diciamo, più bianco. Potrebbe queste essere parti. con più parti disegnate nella parte superiore della tazza. È simmetrico? Io non ti ho presentato una foto, quindi col manico a destra poteva essere così, poi col manico a sinistra poteva essere Sì. così. Sì, simmetrico. Sì, magari questa parte va Sì. bene, dai. Sì, sì. Ha una simmetrico. buona simmetria, ci sono alcune parti, vedi qua c'è un centimetro, più qua c'è un vicino, poi centimetro, c'è qua nel c'è un centimetro, qua c'è una parte Anziché vuota. essere proprio tutto un centimetro, Ok. abbiamo mezzo, uno, dovrebbe essere... Perfetto. Creatività, che è la voce fondamentale. Un tempo lo era. Bravissimo, un tempo Un lo tempo era. Che bella risposta. È verissimo, un tempo lo un era. tempo Fino a lo 3 era. anni fa questo qua era un disegno creativo, Sì, era un disegno nuovo. Adesso questo disegno qua è stato inventato da un ragazzo spagnolo. Poi l'ho rivisitato io in Italia questo Sì. disegno. Però 3 anni fa, quando l'abbiamo inventato, era creativo. Adesso ormai è lo copiato, porto- stracopiato e copiato. il ragazzo spagnolo. Ricordatevi che per Miguel Amora, ricordatevi che per inventare un disegno nuovo, creativo, ci vogliono mesi e mesi di studio. Che logicamente un ragazzo quando fa le gare è motivato. Io ho smesso da un anno, ormai 1 anno e mezzo a questa parte, di fare le gare, e bisogna trovare il tempo tra il lavoro di riuscire a stare a casa e allenarsi e cercare di fare nuove creazioni. Logicamente loro nell'arco di un paio d'anni, 2 o 3 anni, faranno delle cose che molto probabilmente io non mi sono neanche in questo momento, ma non tanto a livello di difficoltà, ma tanto di creatività. E i giudici quello che vogliono oggi nelle gare nazionali e mondiali è la creatività, quindi che si inventino delle tecniche di versaggio nuove e delle tecniche di inventiva nuova, quindi di creare nella tazza un mix di figure che riescono a far saltare fuori qualcosa che possa dire wow. Ok? Chiara va ad eseguire ancora un paio di freepure e poi ricominciamo subito con le gare. Quindi riprenderemo tra 10 minuti nemmeno la seconda sessione delle selezioni valide per il campionato italiano di Latte Art Sky. Abbiamo ancora 3 concorrenti questo pomeriggio e al termine non andate via perché premieremo il vincitore che avrà di diritto l'accesso a Rimini, SIGEP, prossimo gennaio, quindi finali italiane del campionato italiano di Latte Art. Mi aspettavo adesso te lo faccio meglio. Il disegno passato, adesso te lo faccio meglio. Adesso, come diceva Andrea, vi faccio un disegno solo con il movimento della lattiera. Questo qua è un disegno molto vecchio, ma che dopo qualche che si disegnare è uno dei primi disegni che si va a dire. Sì, questo è uno dei disegni che una volta, stava dicendo Chiara, una volta che si comincia a disegnare in modo serio, lo si va per forza a creare per apprendere una certa tecnica.
e il reverso. Questo è fatto solo con la lattiera. C'è il... Può utilizzare tecniche, quindi una rosetta da una parte e dall'altra, o incastrare due tulipani uno sull'altro. E questo qua è l'insieme dei due disegni principali, quindi la rosetta e il tulipano. Quindi è uno dei disegni che, come diceva Andrea, dopo diversi mesi che una persona inizia a disegnare, si va a creare, appena dopo la rosetta e il tulip, si vanno a creare reverse. Se volete vi faccio l'espresso macchiato e poi passare la parola ai concorrenti. Nel frattempo abbiamo un incremento di pubblico, si sono aggiunti dei baristi, abbiamo delle bariste qua presenti in sala? Come? Consumatori diretti. È un bel consumo questo? Sta facendo delle belle cose, Chiara? Beh, Domenico ce l'abbiamo in gara tra qualche minuto, quindi se siete venuti qua per vedere Domenico, perfetto, allora non andate via. Bello? Che bello molto. Quanti dei vostri baristi vi creano un cappuccino così? Tutte le mattine? Ho detto così, non ho detto simile a questo. Beh, voi siete fortunati, insomma, di avere un barista come Giuseppe. Qua il mini tulip storto. Un applauso a Chiara Bergonzi, vice campionessa mondiale di Grazie. latte art. Grazie Chiara.